Buonasera, ancora prove tecniche, come anticipato, col dottor Giovanni Nistri, che è appena stato nominato nuovo coordinatore comunale del PDL qui in città a Udine. Abbiamo parlato un po' della possibilità di battere Onsel. Nistri sostiene che è assolutamente battibile, almeno questo leggevo nelle dichiarazioni. Non credo sia solo un'opinione, tutti sono battibili. Tutti sono battibili, anche Messi, anche il Barcellona, come si certo. è visto, ma la questione, con una brevissima analisi, potrebbe essere questa: qui non si è mai riusciti a costruire un pacchetto di mischia, una squadra, come dire, un apparato che consolidasse la presenza dei moderati del centrodestra sul territorio per poi andare a sfidare, dopo 5 anni di opposizione, il sindaco uscente. Parliamo di Collino che se n'è andato, parliamo di Franz che se n'è andato, parliamo di Canero che se n'è andato. Insomma, i candidati erano così a tempo, prestati un attimo alla competizione e poi via, insalutati ospiti. Sì, l'analisi è quella esatta, però forse l'errore è stato quello di... succede in politica sempre di più in questi ultimi tempi, di personalizzare anche quando non si dovrebbe personalizzare. A livello nazionale probabilmente ormai ci siamo abituati che devono esserci i leader, no? Che sono quelli che fanno da traino. Amministrare una città è un'altra cosa, può bastare o può volerci di più, perché secondo me sarebbe un passo avanti e non un passo indietro, un programma di amministrazione della città. Un programma che poi ovviamente deve incarnarsi nelle persone, perché i programmi sulla carta restano carta straccia alla fine, ma il consenso non va trovato tanto sull'appeal di una persona, non vorrei definirlo duce perché potrebbe far nascere ricordi che non sono certo. Parlando di giusti. duce pensa a Onsel o... No, io dico... qualche ducetto nel PDL ecco, c'è però. Ma in tutti i partiti, insomma, sì. Perché quando si entra nella politica a un certo momento è chiaro che questo senso anche del potere, probabilmente anche di livello più ridotto... Forse la chiave addirittura è anche diversa, se permette, secondo lei. È vero o non è vero che Udine, in un quadro di elezioni come questo, per esempio regionali, provinciali e comunali, diventa merce di scambio e non interesse per amministrare la città? Ma diventa merce di scambio se gli elettori avvallano questo tipo di operazioni. L'hanno avvallato, Forse lo hanno avvallato inconsapevolmente. Cioè, quando io dicevo prima lo spirito del 94, i cittadini vogliono o non vogliono, non ai fantasmi, i cittadini vogliono o non vogliono essere partecipi e possibilmente determinanti nelle scelte. E allora è chiaro che se qualcuno tentasse, ma questo è tutto da dimostrare ovviamente, di fare scambi, io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me, c'è un corpo elettorale che deve bloccarli. Se non lo fa, non perché è connivente, ma perché probabilmente si interessa poco, si interessa soltanto al problema quando siamo vicini alle elezioni, perché i problemi quotidiani della gente sono infiniti, il lavoro, la famiglia, sappiamo tutti, insomma, no? Allora è chiaro che poi qualcuno può tentare di fare queste operazioni. Senti una cosa... ecco, vogliamo... No, in questa trasmissione si interrompe. Abbiamo poco tempo. Attore Nistri, dottor Nistri. No, senta una cosa, io sono andato a cercarmi qualcosa di qualche sua dichiarazione su internet, ne ho trovato un paio che sono abbastanza interessanti in questo contesto. Vecchiotte magari. Vecchiotte, perché mi pare che lei viva abbastanza sotto traccia, non è molto enfatico, non è molto... No, ecco, mi pare. Allora, Udine è tenuta male e gestita con colpevole sciatteria. 2 punti, svolgimento. Sottoscrivo. No, sottoscrivo, l'ha detto lei. Se no, dico sottoscrivo, siccome è di qualche tempo fa, sì, sottoscrivo anche oggi. Udine è tenuta male, ma non so, comincio a fare stiamo qui fino a domani mattina. No, deve cominciare a fare qualche esempio. Ma qualche esempio riduttivo, perché poi sembra che quello se la prende con via X, non voglio fare un nome perché via Petrarca, dai. Che non c'entra Genova, perché... Ma no, via Roma... Via Zenone. Tutta la città è tenuta male.
Non è una via o l'altra. Questa espressione tenuta male, che sa tanto di casa e di Tinello con la polvere sotto sotto perché se un'amministrazione non comincia a spolverare i soprammobili e a pulire i tappeti, non potrà certo fare le cose che a Udine servono, che sono quelle di ritrovare un'identità oggi. Udine, che era una piccola città, è diventata un grande paese. Non ha più l'anima di Udine e probabilmente chi la guida oggi non lo fa perché non gli interessa rivalutare l'anima di Udine, perché non conosce l'anima di Udine. Qual è scusa Gianfranco, il soprammobile più prezioso e più dimenticato e più carico di polvere? Se poi dobbiamo usare questa metafora. Ce n'è un magazzino. No, ho capito, però cominciamo a dire il castello. Pane al pane. Il castello, appena recuperato, finalmente, siamo di nuovo proprietari del castello. Perché non è venuto sabato alla festa? Perché nessuno mi ha invitato. Ma c'era sul giornale. Lo so che c'era sui giornali, io no, era una battuta e neanche felice, nessuno mi ha invitato. Indubbiamente avevo qualche problema, ma non è questo il giustificato. Allora, il castello sembra quasi un ingombro messo in mezzo alla città. Il castello deve vivere, deve essere il cuore pulsante della città. Una volta, non era forse il cuore pulsante della città, ma si facevano le opere in castello, gli anziani se le ricordano ancora, strapiene di gente. Ma è un esempio, non è che... L'opera lirica. Che voleva dire cultura, perché poi Udine non è che... Ma se non ci vanno neanche a Giovanni da Udine? Beh, io direi... Le opere al Giovanni da Udine sono strapiene. Dopo parliamo di Giovanni da Udine. Ma io ricordo un bellissimo concerto di Conte in Castello che aveva fatto ma non si può, oggi diventa tutto più difficile, perché io capisco Onsel quando dice ho 5 milioni in meno e devo arrabattarmi. Lui non dice devo arrabattarmi, dice non asfalterò più le strade. No, allora mi basta... È anche un bene, perché siamo salvi con via Mercato Vecchio. No, ma tanto non le asfalta lo stesso, perché dico basta girare per Udine, marciapiedi, insomma non voglio fare un elenco, perché allora veramente arriviamo al Tinello e al salotto, insomma, no? Ma il salotto è importante, però voglio dire, è importante anche l'entrata, è importante anche per esempio la periferia. Un sindaco serve non per dirmi mi mancano i soldi, non faccio più questo. Ti mancano i soldi e capisco il problema. Io non invidio i sindaci, fare il sindaco oggi è uno dei mestieri più ingrati che ci siano, ne sono perfettamente consapevoli. Però il sindaco mi serve per trovare una soluzione, una scelta. Se non si può fare tutto, cominciamo a fare quello che si deve fare. Ognuno poi la vede in maniera diversa, una gerarchia delle questioni. Il parcheggio bisogna farlo sì o no in Piazza Primo Maggio? Dipende da quanto costa, dipende da come lo si fa. 15 milioni. Dipende dall'impatto che può avere sull'ambiente. Certe critiche sull'estetica sono assolutamente fondate. Troppi dipende, lei è bizantinista. No, quasi. Dipende, perché dicendo dipende diverse volte, arrivo a una conclusione che è un'affermazione. Cioè non si può collocare a Udine il parcheggio, il museo di storia naturale, questo, quest'altro, così, a seconda di come mi sfagiola in quel momento. Mi piace lì, dai, lo facciamo lì. No, un piano di marketing urbano in questa città non è mai stato fatto. No, quando lei era consigliere di opposizione però con Gallerini aveva tentato. Perché io avevo proposto di fare ordine del giorno e mi è stato bocciato, perché si è detto da qualche consigliere, sembra che sì, è interessante, è giusta, ma approvarla vorrebbe dire andare contro Cecotti. E quel consigliere non ricordava che nel programma di Cecotti c'era il piano di marketing urbano, ma lo hanno riproposto come giunta 3 mesi dopo. Io non volevo averne la paternità, dicevo fatelo, però non si è fatto perché era una cosa indescrivibile, un copia e incolla fatto di un fascicoletto che non diceva niente. La dichiarazione di prima era divisa in 2 parti. L'altra parte diceva che Udine, da piccola grande città, è diventata un non luogo, una pura espressione geografica. Pesantina, mi pare. Sì, pesante perché descrive la realtà. Però noi non possiamo far vivere una città, sia pur piccola, per fortuna piccola, che quindi può avere le sue risorse, può avere la sua vita, non soltanto quella di frequenza di alcuni luoghi del centro, farla vivere in 2 piazze del centro il sabato.
Cioè, siamo al sabato del villaggio. Beh, c'è la movida il mercoledì sera, attenzione. Altro elemento sul quale bisogna intervenire. Ma come bisogna intervenire, Nistri? O facciamo le cose per la città o non le facciamo, oppure escludiamo tutto. Non sto dicendo che la movida non va... Cioè, abbiamo 15-16 mila studenti universitari, target 20-25 anni, cosa dobbiamo fare? No, ottimo. Li lasciamo qua in via delle Scienze, alla casa dello studente? Per idea. La movida però deve avere una sua disciplina nell'ambito della città. Spolveriamo altri No, ma non è solo il sabato, non è solo la domenica, c'è anche il mercoledì sera. Va bene, benissimo, a me, per l'amor di Dio, però cosa facciamo quando dobbiamo poi garantire la convivenza dei cittadini? Chiudiamo gli esercizi pubblici perché succede qualche cosa durante la movida? Beh, non occorre che io aggettivi, l'altro ninnolo? L'altro ninnolo più generale, la sciatteria. Non c'è più un esempio che venga da un'amministrazione che faccia rispettare le regole. Traffico, pedoni, ciclisti, automobilisti, nessuno rispetta le regole, ognuno fa quello che gli pare, non è possibile. Mercati, ci sono dei mercati all'aperto in pieno centro, fatti sappiamo anche bene da chi, con furgoni eccetera eccetera, che nessuno disciplina. Io sono d'accordo ad esempio che è una forma di servizio, se vogliamo dirlo, di aggregazione per persone che lavorano qui. Discipliniamoli. Discipliniamo in questo modo. Nistri, li portiamo da qua, il mercato il giovedì e il sabato, Piazza San Giacomo o Piazza 20 Settembre? La storia dice Piazza San Giacomo. Basta. Questo non vuol dire che la storia vince, vuol dire che io che amministro oggi però non posso ignorare quello che è successo per secoli. Allora, non è successo per secoli, ma per lunghi anni è successo, lei è stato direttore dei commercianti di Udine. Ultimamente mi segnalavano queste chiusure, si infittiscono le chiusure in centro, e c'è questo turnover incredibile di gestioni, si cambia gestione, continuamente si cambia gestione, quindi a dimostrazione non credo che il mercato ha sempre ragione, ma che effettivamente c'è qualche... È un sintomo. C'è qualche difficoltà. Ecco, cos'è cambiato e cosa si può ancora cambiare? Non mi dica del centro commerciale naturale, perché sono cose che sentiamo e ascoltiamo da quando ne parlavamo 30 anni fa. I capelli più scuri. E non ne parlavamo prima perché prima facevamo altre cose. Esattamente. No? Allora, ci dica questo, insomma. No, ma visto che è esperto del ramo, no? Ma insomma, si è ripreso oggi un'iniziativa che secondo me può avere risultati positivi se la si sa gestire bene, che è quella di una partnership fra commercianti e amministrazione. È una riedizione di una iniziativa di tanti anni fa, quando si era creato un consorzio che si chiamava Promo Udine e che ha fatto anche cose buone, ma non è stato seguito dai pubblici poteri. Oggi si può tentare, ma soprattutto si deve... Il centro commerciale naturale... Scusi, chi è l'interlocutore dell'amministrazione in questo contesto? L'interlocutore del... Sì, visto che Martinez è candidato alle regionali? Non lo so, adesso decideranno con la prossima amministrazione o decideremo con la prossima amministrazione, come io spero evidentemente. Quindi. Comunque diceva appunto si è creato questo... voglio dire, bisogna, centro commerciale naturale, sì, l'espressione riempie la bocca, quindi sembra che ci sia una formula magica. Ma cosa vuol dire, se andiamo a scavare un pochino? Vuol dire che io devo far funzionare le attività commerciali della città con le tipologie di servizio che oggi sembra gradire il consumatore, cioè parcheggio non davanti al negozio ovviamente, in centro non è possibile, quando ci si accusa, come parte politica si accusano i commercianti di voler l'auto davanti al negozio, non si dicono cose vere, però il traffico va disciplinato in modo che non intasi con tutte le sue correnti sempre le stesse vie. Piste ciclabili? Piste ciclabili naturali come il centro commerciale vorrei no, c'è il mercato vecchio aperta o chiusa? Aspetta un attimo che poi ci arriviamo. Infatti Udine serve ancora un nuovo pavimento via Mercato Vecchio, o meglio spendere quei soldi per le periferie, per i marciapiedi fatiscenti e pericolosi. Parcheggio in piazza Primo Maggio, ogni tanto piove, la zona va sott'acqua, speriamo che il progetto parcheggio ne abbia tenuto conto. Se vuole commentare almeno
Mercato Vecchio, perché di Piazza Primo Maggio aveva già parlato. Mercato Vecchio, se dovessi decidere io, non farei la pavimentazione di Mercato Vecchio come è previsto. Un'altra cosa, cioè passaggio alle auto come era una volta oppure traffico limitato? Si dice, per sostenere, a parte il paragone con la Kärtnerstraße, perché lei ha sostenuto, io sono, lasciamo stare gli austriaci, che qua siamo a Udine. No, vabbè, però qui si continua a dire la Kärtnerstraße. Non ce ne frega niente, questo è Reitani che dice, lui è innamorato perché è un complesso meridionale. Nato e cresciuto a Vienna, la Kärtnerstraße la conosco perfettamente, è un paragone che sta come ai baracconi di Giardin Grande quando erano in Piazza Primo Maggio e tutto quello che volete voi. Aperta o chiusa, veniamo al sodo però. Si dice bisogna chiuderla perché una volta quella era una piazza, deve tornare una piazza. 6 secoli fa forse era una piazza, da diverso tempo non lo è più, è un asse, un segmento che collega altre forme di viabilità, si può anche chiudere, però che cosa succede poi di quelli che stanno prima e dopo? Una volta si diceva a valle e a monte, ma adesso l'espressione per fortuna è passata in disuso e quindi non si dice anche più. Al limite una anche volta. Al limite, sì, o nella misura in cui. Sì. Quindi dico, che cosa succede di questo tratto di Mercato Vecchio? Anche qui, studiando un po' le tecniche di pedonalizzazione che sono state codificate dappertutto ormai e si sa dove funzionano e dove no, si è sempre detto che la pedonalizzazione non può consistere in un divieto. Cioè un'amministrazione non pedonalizza perché mette il divieto di transito, un'amministrazione pedonalizza perché fa in quella zona tante altre cose che non sono più compatibili con l'automobile. E allora le macchine non mi servono perché darebbero fastidio, anzi impedirebbero di fare quelle iniziative. Senta, qui abbiamo pedonalizzato tante cose e c'è il deserto totale. Adesso che viene buio presto, certe volte alle 6, 7 di sera si gira e qualche volta 2 pedoni hanno il tentativo di abbracciarsi per solidarietà perché si ritrovano come nel deserto. Ecco la vena artistica, la vena teatrale. Senta, la periferia, non si parla mai di periferia, si parla sempre di centro. Io ho detto che non si può far vivere una città, sia pur piccola come Udine, in 2 piazze centrali. Che vivano, non vuol dire che bisogna togliere quella vita che c'è, perché se cominciamo anche a levare quel minimo germoglio che sta sbucando stiamo sempre freschi. In levare. E quindi fermo lì, quello resta, ma non possiamo accontentarci di questo. Vero. La periferia oggi può avere una ripresa ancora col commercio perché stanno riprendendo per fortuna i negozi di quartiere. No, perché la gente ha cominciato forse a, non so, essere stanca, a non essere più soddisfatta al 100% dei grandi centri commerciali esterni, soprattutto per la spesa, non perché magari per certe cose si va ancora fuori. Forse, no? Ma dico, se devo comprare le arance, la verdura, un po' di uva, eccetera, avere sotto casa, ecco, le periferie possono rivivere con questo, perché se restano prive di commercio, come lo sono diventate da un po' di tempo, è chiaro che diventano, non dico il quartiere dormitorio, qualcuna anche sì, dipende dal tipo di periferia, ma diventano un qualche cosa che è frequentato soltanto per passare da un posto all'altro. Adesso gliela dico, ma è abbastanza fresca. La scelta degli assessori Malisani e Coppola nella lista delle candidature alla Camera è la dimostrazione della grande qualità del lavoro fatto in questi anni, oltre a un grande riconoscimento al capoluogo, eccetera, eccetera. Senza contare, dice appunto, che implicitamente questo risultato è anche un apprezzamento per il lavoro svolto dalla nostra amministrazione in città. Firmato Furionsel, ovviamente. Cosa mi dice di questo passaggio? Propaganda. No, a parte propaganda, sarà anche un riconoscimento a chi lui sarà perfettamente convinto e contento del lavoro fatto da Malisani e Coppola, non lo so, però io dico da cittadino che fa politica per passione e che non deve fare politica per altri scopi, cioè io la faccio perché vorrei veramente dare un contributo nel mio piccolo, nel mio grande, dipende da come mi comporterò. Cioè, ormai le scelte non me le racconta più nessuno che vengono fatte perché sono un riconoscimento per il lavoro svolto. Cioè, se si parlava prima di patti su Udine che viene, figuriamoci sulle liste che cosa succede, per favore. Non svirgoliamo, perché era interessante il ragionamento di prima. Ci sono un paio di messaggini molto lusinghieri per il nostro ospite. Allora, questo è il... Non ho la clacca. Ho una domanda. Stefano Della Pietra che dice, a parte... Della Pietra che salutiamo. Complimenti al PDL per aver trovato una brava e corretta persona di buonsenso con cui si può dialogare, è molto umana. Mandi, questo è. E poi ce n'è un'altra
finalmente una persona seria, dovrebbero farlo sindaco, abbiamo bisogno di gente per bene. Perché non far sindaco? Perché io non sono... lanciamo Giovanni Nistri sindaco. Ormai cosa lanciamo? Da tutto da vedere ancora. Aspettiamo ancora un po' e lanciamo Giovanni Nistri soltanto. Senta, no, c'è un problema. Fai finire il discorso, gliel'ha mai chiesto? Ma non funziona che te lo vengano a chiedere, insomma, no? D'altra parte io in questo momento ho accettato un incarico che non spetta a me nominare il candidato sindaco di Udine, sia chiaro. Chi ha deciso il suo incarico? Credo il coordinamento provinciale, non credo, il coordinamento provinciale. Blasoni no? Una buona parola. Non lo so, poi può darsi che credo una buona parola abbia messo rapporti di stima. Il credo. coordinamento provinciale, perché che se ne dica, il coordinamento provinciale non era scomparso a Udine, ha continuato a lavorare, lo fa in mezzo a delle difficoltà. Il coordinamento provinciale vuol dire Ferruccio Anzit e Simone Bressan, per quanto ci riguarda, anche perché personalizziamo, no? Non è un'entità astratta, insomma, che ha continuato a lavorare, come pure il coordinamento comunale nella persona di Vincenzo Tanzi continua a tenere in qualche modo il campo. Del vicario. Quindi dico, tornando al sindaco, però non funziona che te lo vengano a chiedere, evidentemente, c'è una serie di filtri, di selezioni, e noi che dobbiamo presentarci in campo più ben messi del solito, ovviamente stiamo lavorando. Io ho appena cominciato, quindi ancora non ho tutti gli elementi per poter dare delle indicazioni molto precise, ma stiamo lavorando abbiamo diverse possibilità, ringraziando il ticket Riccardi Barillari le piace? A Tondo piace? Riccardi Barillari. Ma a Tondo piace, può essere indubbiamente un binomio, le persone sono di valore, quindi secondo me farebbero sicuramente bene. Però il problema è secondo lei quante possibilità ha di riuscire a spuntare un risultato formidabile? Tante o nessuna. Non è più, 100.000 diceva quell'altro. Io non credo che sia più un problema di personalità. Credo che sia proprio un problema di organizzazione, ovviamente, perché il nostro torto finora credo sia stato proprio quello, che l'organizzazione andava un po' così. Non solo. Vabbè, mettiamola così. Uno dei nostri Cominciamo a parlare di teatro, perché altrimenti qui... No, ho una cosa, perché, scusate, ce l'ho qua e la devo chiedere. Il nostro ospite ha avuto un ruolo importantissimo nel commercio udinese, e non solo, ma anche nell'Interland udinese. In tempi non sospetti appoggiò, promosse anche la nascita dei centri commerciali. No. Purtroppo i risultati cioè la Confcommercio, allora Ascom, rivestì un ruolo importante nella nascita, nella promozione dei centri commerciali. Posso dire che non mi risulta. Purtroppo non mi la risulta Confcommercio sì. Comunque questo fu purtroppo un punto di vista che si è rivelato per la città soprattutto poco positivo. La domanda è: come può la città, sempre rispetto al terziario, rispetto al commercio, eccetera, contrastare l'esodo, no? Verso i centri commerciali? Sbaglio o ne abbiamo parlato poco fa? No, ma non di quello, centro specifico. Però chiariamo, la Confcommercio, parliamo di quella volta, prendendo atto che forze politiche e sindacati favorivano i centri commerciali, li vedevano come una soluzione, eccetera, eccetera, favorivano anche le aperture domenicali, perché ricordiamoci, oggi tutti protestano contro le aperture domenicali, ma il grimaldello è stato usato quella volta, e quando si comincia dopo non ci si ferma più. Quindi la Confcommercio aveva proposto, visto che non si può frenare un certo tipo di evoluzione della rete di vendita, cerchiamo di rallentarla in modo da dar tempo alla rete, perché arriva la bastonata su una rete commerciale che era quella ordinaria, che funzionava in un certo modo. Per non perderla, perché si sarebbero perse risorse, rallentiamo il tutto, diamo incentivi al piccolo commercio che li possa usare per poter competere, perché la competizione nel liberalismo è quella che poi fa funzionare le cose. Questo era il discorso. L'associazione di categoria, tuttavia, è rimasta sempre molto... Ma io parlo di quando io da 12 anni non seguo più l'associazione di categoria, quindi non so... Teatro Giovanni da Udine. Teatro Giovanni da Udine, c'è un presidente che può rispondere alle vostre domande sul teatro. Io posso dire, ma io sono qui non come vicepresidente del teatro, però, però vabbè, posso dire una cosa, per quello che compare pubblicamente. No, quando io leggo le lamentele di qualcuno che dice non mi hanno lasciato lavorare... Lievi? Sì, allora, Cesare Lievi. io so
non solo io, che i programmi di Lievi sono stati realizzati fino all'ultima riga e che il consiglio di amministrazione del teatro non li ha modificati di una virgola. Quanto costava Lievi all'anno? Bah, non so se è il caso 95.000 euro. Mi metta adesso a... Cioè, ma rispetto a Mirabella, quanto costava? In più lei è nel CDA, dovrà sapere queste cose. Ma io non sono qui come vicepresidente. Non importa, ma sono pubbliche, sono soldi pubblici nostri, ministri. Comunque, rispetto a Mirabella costava la stessa cifra, ma costava un po' di più perché lui faceva la regia. Già il numero che tu hai pensato, siete. Va bene, c'è una telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera direttore, buonasera all'amico Gianni Nistri. Buonasera. Gianni Nistri, che lo saluto con piacere, sono Beppino Lodolo. Di Beppino. Saluto questo personaggio molto importante di cui non era preparato. Di cui credo il Udine abbia assolutamente bisogno. Bene. Domande? No. Saluti. Domande? Beh, chiaramente lui sa di cosa le chiederò, ma non voglio togliere cultura ad altre persone che sono in attesa di cultura. Telefonare. Ecco, solo voglio fargli i complimenti. Bene. E spero che lui ci porti a Udine veramente qualcosa di incoraggiante come inizio, dai. Benissimo. Musica. Grazie Lodolo. Allora, io sempre in questa ricerca per preparare l'intervista ho trovato queste dichiarazioni di Tarcisio Mizzao quando venne insediato e dice che bisogna intrecciare l'attività del teatro con le altre realtà culturali del territorio, ma anche con la massima attenzione all'equilibrio dei conti, che in linea del tutto teorica è perfino banale la questione. Questo è fondamentale. Ma questa cosa qua si è realizzata? La prima in particolare, l'interazione... Sì, perché si sono fatte, le tre coproduzioni che ha fatto il sovrintendente Lievi sono fatte con organizzazioni del territorio. Secondo me, ma questo non c'entra tanto col teatro, perché il teatro ha mezzi limitati e li avrà ancora più limitati quest'anno, perché c'è il taglio meno trasferimenti, quindi bisognerà fare, l'attenzione del Presidente Mizzao per i conti è fenomenale e gli va dato atto di essere molto preciso in questo, ma a parte Martinez, ma insomma non si può avere tutto dalla vita. Insomma, non si può neanche accusare un Presidente però di fare il suo dovere. Si può accusarlo di non fare il suo, ma se fa il suo dovere io credo che meriti un apprezzamento. Cultura, io dicevo, ecco, forse bisognerebbe uscire dalla, non voglio usare adesso parole che potrebbero essere sgradevoli, ma dall'abitudine di circoscrivere la presenza della cultura soltanto a certi ambiti, organizzazioni. In Friuli, se parliamo di teatro, abbiamo una lunghissima storia di teatro, abbiamo persone, una la cito volentieri perché non è più operativa, quindi che è Rodolfo Castiglione, che è stato un grandissimo uomo di teatro, che ha tenuto in piedi il teatro a Udine. Potrebbe sostituire Lievi? Secondo me Castiglione oggi farebbe un'ottima stagione teatrale, ma... Bene, vediamo cosa ci dicono. Allora, con Onse l'Udine sta morendo, venite su a Cividale a vedere quanta vitalità ha tutti i giorni. Poi c'è non nominare il nome di Ceccotti in vano, Leonarduzzi, non di vena artistica si tratta, ma di vena occlusa, questo è, ci prendiamo anche queste, insomma, no? Piuttosto di bruciare 15 milioni per il Parc Primo Maggio, utilizzare Parc Viale VAT, potenziare le linee pubbliche, questa è un'altra telefonata da Udine, e proviamo a vedere se c'è qualcosa da aggiungere. Io vorrei aggiungere rispetto al teatro, caro Nistri, quanti abbonati ha Viale perso? VAT, per esempio, potrebbe essere una... No, per rimanere sul teatro, non per altro. No, era per dare soddisfazione anche a chi ci manda i messaggini. Io perché dicevo Rodolfo Castiglione sarebbe oggi perfettamente in grado. Quanti abbonati persi? Gestione Lievi, Rodolfo Castiglione ha creato delle ottime stagioni di cultura. Poi abbiamo avuto dei problemi in queste ultime 2 annate, con una perdita di, credo, un 30-40% più o meno, ma, e qui vorrei,
approfittare, se me lo consentite voi, a sua disposizione. No, di dire che queste notizie che si danno su un consiglio di amministrazione del teatro litigioso, spaccato, eccetera, non sono vere. No, il consiglio di amministrazione funziona normalmente, la Cagnara avviene al di fuori del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione funziona regolarmente perché? Perché deve cercare di invertire una tendenza che non va bene. C'è stata una modifica dello statuto. Parlo della prosa, perché la musica funziona molto bene. Perché c'è la famosa voto ponderale del Presidente che determina. Stiamo sforando, stiamo sforando, no, non c'è il voto ponderale. No, c'era. Questo è il problema. Va bene, consigliere dell'associazione Bianco e Nero. L'abbiamo, non lei, le manifestazioni Bianco e Nero, l'associazione citata più volte, non sempre e non spesso con toni positivi. Che senso ha una manifestazione del genere? Ha un senso. E che costo ha? Ha avuto un contributo, credo che lo avrete anche divulgato voi, che si aggirava sui 420.000 euro più IVA. Ma ha prodotto un valore di quasi il doppio, perché i costi sostenuti per le varie manifestazioni sono stati molto più ampi. Che senso ha però? Scusi, bravissimo lei a portare il Don Giovanni per quella cifra, complimenti. Ma non io, Massarutto in primis, che è il presidente di Bianco e Nero, Gabriele Ribis, un altro che voglio citare, che si è fatto in 4 per riuscire a tenere i costi bassissimi, con la collaborazione di 8 cantanti lirici professionisti. Andiamo veloci, che senso ha? Che senso ha? Quello di allargare la possibilità di partecipare alla cultura a persone, enti e organizzazioni che oggi praticamente nessuno conosce. Perché la cultura è di sinistra e non di destra? No, la cultura è di sinistra perché si vuole che sia di sinistra. La cultura non deve essere né di destra né di sinistra. Questo era il problema. Noi dobbiamo uscire però da un'ingessatura che la vuol si far vedere così. Si è data l'impressione che appunto fosse la risposta del centrodestra a una pratica culturale diffusa e consolidata del centro-sinistra. Abbiamo fatto la mostra di Kate Haring che non credo che fosse proprio per i bacchettoni. Perché se diamo 300.000 euro per un'associazione che produce cultura in città è uno scandalo, e se danno 800.000 euro per un'altra iniziativa non succede niente? È di sinistra? Io cittadino, cioè addirittura hanno scomodato le farfalle addirittura per 130.000 euro. Ma dico, io cittadino che fa politica per passione me lo chiedo anch'io, però dico, noi abbiamo persone in Friuli che sanno fare cultura, che sono praticamente emarginate. Abbiamo la fortuna di avere un'Accademia Nico Pepe, che non è soltanto un'accademia che prepara gli attori, ma è un centro di cultura. Ecco, bisognerebbe debordare un po' dai soliti canali. Chi sarà il sostituto degli Lievi? C'è l'assemblea dei componenti. È difficile. Dai, non lo so. L'operazione Maiorca non funziona. No, per me potrebbe essere, ma è la prima volta che ne parlo. Dobbiamo lasciarci. È stato, saprete entro gennaio chi sarà. Ho capito. È stato un piacere incontrarla. Dobbiamo, se non altro, augurarle un buon lavoro, ma anche un in bocca al lupo, e credo che il lupo sia meglio che crepi. Allora, domani sul tetto che scotta e non sul letto. Domani sera Serracchiani. Ancora. Deborah Serracchiani con noi domani sera. Bene, grazie a tutti. Prove tecniche con Giovanni Nistri. Buonasera.